Filottrano cala il triste nello scontro diretto con Caserta, soffre e vince dimostrando carattere e quella frizzantezza che l'ambiente si aspetta da una squadra giovane e imprevedibile. Caserta soffre molto il gioco delle padrone di casa che nei primi 2 set conducono le danze macinando punti con tutte le attaccanti. La squadra di Cuccarini nel primo set lotta alla pari fino alla fine, dove l'ingresso della Bianchini imbattuta cambia le sorti del set. Nel secondo invece subiscono commettendo tanti errori e non riuscendo a prendere le misure a Nicoletti e compagne. Quando tutto sembra scritto però la Lardini abbassa la guardia e pur registrando percentuali buone in tutti i fondamentali si fa sorprendere sul finale perdendo i vantaggi grazie all'ex Garzaro e alla solita Castaneda, top scorer con 18 punti insieme alla Grey. E così il quarto set diventa, con i suoi 30 minuti di gioco, il meno bello per la posta in palio, così importante da far sbagliare alle due squadre anche le cose più semplici. La Lardini gioca al gatto col topo, scappa e poi si fa riprendere. Angelina per la fretta di chiudere, Benedetta Gioventù sembra Penelope che fa e disfa la sua tela. Capitan Partenio con una papa fotio lucida e coraggiosa si carica sulle spalle la squadra per mettere giù i palloni che scottano. Immensa Nicoletti, la migliore del match con 21 punti, capace di fare la differenza quando serve. Sempre presenti Nia Grant, irriconoscibile rispetto all'inizio stagione, e Moretto schierata in campo dall'inizio e piovra su tutti i palloni. Caserta recrimina per i passaggi a vuoto che dal 15-16 condizionano gioco e risultato. Le individualità non mancano, sul resto coach Cuccarini dovrà lavorare molto per non sciupare quanto di buono la sua squadra sta facendo vedere, ma stasera a godere è solo la Lardini Filottrano.